Colleghi, buongiorno. Vedo molti consiglieri presenti e grazie a tutti quelli che sono qui oggi appunto a Palazzo Ferrofini per questa iniziativa e per la conclusione dei lavori di realizzazione del sentiero del respiro, scusatemi. Un benvenuto a tutti, in particolare al collega Fabiano Barbisan che ha voluto fortemente questa iniziativa e in maniera più che motivata appunto ha spinto per l'iniziativa odierna, a cui non a caso hanno dato adesione appunto anche gli assessori Lanzarini e Bottaccini e ripeto tanti colleghi che vedo qui presenti oggi. Il Sentiero del Respiro, nato dalla collaborazione della Regione Veneto e Chiesi Italia, è un'iniziativa particolarissima che mi ha fatto tornare alla mente la vicenda del dottor Konrad Klar, medico austriaco, e del biologo Ambroz Haracic, che trasformò il paesaggio dell'isola di Lussino impiantando migliaia e migliaia, quasi 300.000 unità in soli 6 anni, di esemplari di pino d'Aleppo e pino negro, facendo diventare Lussino non solo una stazione climatica terapeutica di primo livello, ma anche un punto imprescindibile del turismo internazionale. Ebbene, ovviamente in scala diversa, ma con lo stesso intento, nasce appunto il Sentiero del Respiro, un percorso naturalistico educazionale di 3 chilometri affiancato da un'operazione di rimboschimento di 10.000 alberi nell'area che circonda il suggestivo castello di Andraz nel cuore delle Dolomiti Bellunesi, di cui oggi parlerà diffusamente. Dal mio canto io vorrei sottolineare il valore del motore di questa iniziativa, la Chiesi Italia, un'impresa B Corp del settore biofarmaceutico con certificazione ottenuta nel 2019 e confermata nel 2022, cioè una protagonista di un movimento che con appunto un'economia inclusiva, equa e rigenerativa sono la testimonianza della possibilità di utilizzare il business come forma positiva di sviluppo e implementazione dei valori etici e sociali, attraverso elevati standard di performance sociale e ambientale, trasparenza e responsabilità. L'economia circolare è possibile ed esempi come quello appunto della Chiesi Italia lo dimostrano. Chiesi Italia è anche una società benefit nel pieno rispetto della normativa italiana in materia. Le società benefit rappresentano uno dei modelli più avanzati in termini di impatto positivo sociale e ambientale di impresa. Sono società no profit che dichiarano all'oggetto sociale un duplice obiettivo: creare valore sia per gli stakeholders che gli shareholders, valori che appunto sono propri degli azionisti ma anche dei consumatori e degli attori sociali coinvolti. Letta in questa prospettiva possiamo dire che un gioco di parole, il progetto Il Sentiero del Respiro è di ampio respiro e guarda molto lontano e non cura solo le ferite della tempesta Vaia, quanto spinge tutti noi a un nuovo rapporto con la natura e a comprendere che è possibile sviluppare un'economia rispettosa dell'ambiente e dei cittadini senza perciò rinunciare al profitto. Insomma, è possibile avviare e sostenere un'economia che non viva esclusivamente di fondi stanziati dall'ente pubblico, ma che cooperando con l'ente pubblico può autofinanziarsi, remunerando in maniera equa i propri azionisti. Un capitalismo responsabile, etico, che è protagonista del vivere sociale e che si fa carico di questa responsabilità. È un segnale positivo che giunge dal rapporto tra Regione Veneto, Veneto Agricoltura, che è un braccio operativo che specialmente negli ultimi anni ha dato molte soddisfazioni alla Regione Veneto, e Chiesi Italia. Un segnale in controtendenza, un segnale di speranza. E di speranza e di aria pura come quella che si respira attorno al castello di Andraz abbiamo tutti bisogno. E mi piace concludere il mio saluto citando una ricorrenza particolarissima. Fra un paio di mesi, il 29 novembre, celebreremo gli 800 anni dall'approvazione da parte di Papa Onorio III della regola francescana, redatta appunto da Francesco, che per primo cantò nella sua celeberrima laude il senso di fratellanza fra uomo e tutto il creato. Una immagine questa che si adatta perfettamente al progetto Il Sentiero del Respiro, dove il respirare non è solo un atto meccanico e fisico, ma è anche spirituale, come insegnano assieme al cristianesimo anche molte dottrine orientali che ci invitano a vivere in armonia con l'ambiente o, come direbbe Francesco d'Assisi, in piena fratellanza con gli altri esseri viventi dell'intero creato. Ho parlato fin troppo, invito qui il collega Barbisan, che ripeto ha spinto molto per questa iniziativa,
a proseguire i lavori. Poi interverranno anche l'assessore regionale all'ambiente, l'assessore regionale alla sanità, Bottacin e Lanzarin, e Raffaele Innocenti, amministratore delegato di Chiesi Italia. Fabiano, prego. Sì, da parte mia intanto un saluto a tutti, un benvenuto ai assessori, Manuela Lanzarin, a Bottacin, Giampaolo, al Chiesi Italia che è qua, e l'amministratore delegato Innocenti, Mecchia, Stefano, e ai colleghi del Consiglio regionale che hanno voluto essere qua presenti come appunto testimonianza di quanto vale per il Consiglio regionale questa cosa. Sentiero del Respiro, che è la meta ideale per gli appassionati della montagna, ma anche per le famiglie e per tutti coloro che desiderano vivere un'esperienza a contatto con la natura, in un contesto storico e paesaggistico unico al mondo. Questo progetto esprime al meglio la sensibilità delle istituzioni regionali rispetto al tema dell'educazione alla salute e alla sostenibilità e la grandissima attenzione che rivolgiamo alle comunità montane alla tutela dell'ambiente e del nostro patrimonio culturale. Ecco perché oggi vogliamo celebrare il completamento del Sentiero del Respiro e rinnovare l'impegno a lavorare tutti assieme per continuare a far crescere il progetto e a diffondere i valori nobili che esso incarna. Io inviterei subito qua per un saluto il dottor Sommavilla, che rappresenta la Forestale ed è venuto appositamente da quei territori, quindi si accomodi qua. Benvenuto. Ma insomma, non mi aspettavo di dover intervenire, ma insomma per un breve saluto per ringraziare intanto la ditta Chiesi che si è offerta ci hanno contattato per fare questo tipo di operazione. È stata un'operazione che era la prima volta onestamente che la avviavamo, un'operazione del genere. Avevamo fatto altre cose che riguardavano solo la piantumazione pura, quindi il ripristino del bosco, ma qua aveva acquisito un aspetto un po' più significativo, anche perché collegato a tutta una serie di messaggi. Niente, le cose sono andate bene, ringraziamo anche Veneto Agricoltura con i suoi operai che sono poi della regione, insomma, alla fine sempre, ma che hanno collaborato, e credo che anche questo tipo di lavori possano essere fatti solo con maestranze di un certo tipo, cioè difficilmente probabilmente sarebbe riuscito un lavoro così bello con un'impresa in appalto, per essere chiari, insomma, perché ci vuole ancora un certo tipo di approccio. Bene, sono contento che tutto sia andato bene, vuol dire che qualcosa sappiamo fare e sappiamo anche finire, perché troppo spesso si sente. Certo. Bene, grazie a Chiesi specialmente che ha permesso anche il risultato di tutta questa operazione. Grazie. Saluto anche gli altri colleghi del Consiglio che sono arrivati. Io inviterei qua l'assessore Lanzarin, che ha appunto tenuto a battesimo quando abbiamo iniziato anche questa opera. Buongiorno. Io molto volentieri, insomma, sono qui oggi e mi ritrovo, insomma, a un anno circa di distanza da quando appunto un anno fa abbiamo inaugurato il sentiero, e prima mi correva anche il ricordo per ricordare che allora con me a inaugurare quel sentiero alle Vinelongo c'era anche il direttore generale Maria Grazia Carraro, che purtroppo voi sapete oggi non c'è più, e quindi ho anche collegato, insomma, quel momento a questo ricordo in cui lei ha voluto fortemente esserci proprio per la valenza ambientale, culturale
di educazione, di sostenibilità che ha questo progetto. La Regione Veneto ha sposato fin da subito questo progetto insieme con Chiesi, che ringraziamo, proprio perché per le valenze che ha questo progetto, che ha delle valenze sicuramente di sostenibilità ambientali, culturali, paesaggistiche, di recupero anche di quelli che sono sentieri e quindi tracciati che possono essere poi messi a disposizione un po' da tutti e resi quindi usufruibili, ma per noi, e quindi è stato inserito, e qui anche il forte connubio tra un'impresa, insomma, tra un'azienda che si occupa di biomedicale e un'istituzione, perché è un forte connubio per quanto riguarda l'area del benessere, l'area della salute. Noi sapete, insomma, siamo da sempre, oggi più che mai, concentrati nel cercare di sensibilizzare, di informare sui sani e corretti stili di vita, e cosa meglio del movimento all'aria aperta, soprattutto dove c'è aria buona da respirare, insomma fa parte di quello che è un concetto di prevenzione, di sani e corretti stili di vita inseriti nel nostro piano di prevenzione 2002-2025. Vivo Bene Veneto ha anche questa particolarità, ossia mettere in atto e diffondere buone pratiche. E se nelle buone pratiche noi colleghiamo anche la valorizzazione del nostro territorio, la qualità del nostro territorio e anche un concetto di educazione, come è stato detto, rispetto alle scuole, rispetto insomma alle nuove generazioni, voi capite che riusciamo a dare un messaggio molto importante. Oggi il sentiero del respiro ha questa connotazione, soprattutto è un sentiero che è stato anche fortemente voluto accessibile a tutti, e questa è un'altra caratteristica che non è scontata. Non è scontata che un sentiero di montagna, insomma molto bello eccetera, ma possa essere accessibile a tutti, alle persone con disabilità, piuttosto che alla mamma con il passeggino, piuttosto che all'anziano che ha bisogno di poter camminare e sentirsi sicuro e come l'ipovedente. Quindi è un'altra caratteristica in più che dà merito, ma soprattutto sottolinea il valore sociale di questa nuova infrastruttura che quindi chiaramente è poi a portata di tutti. Allora, quando abbiamo inaugurato il sentiero, c'erano anche i referenti di alcune grandi associazioni che si occupano poi di malattie respiratorie, asma, pediatrica e anche in età adulta. C'erano allora, come oggi purtroppo, i concetti del long covid, quindi della necessità anche di quella riabilitazione post-covid respiratoria molto importante. Ecco, quest'opera, questa infrastruttura rappresenta un po' per noi tutto questo, quindi un forte connubio tra ambiente e salute. E voi sapete, vado veramente a chiudere, che anche in quello che è l'evolversi oggi del sistema sanitario nazionale, insomma, il concetto di ambiente con la salute è un concetto molto intrinseco, molto forte, perché noi sappiamo che la sostenibilità del nostro ambiente ci permette di guadagnare in salute. Sì, grazie all'assessore Emanuela Lanzarin, Sanità. Inviterei l'assessore Bottacin, Giampaolo, che appunto, oltre che essere bellunese, però insomma ha la forestale come competenza, l'ambiente. A te la parola, Giampaolo. Grazie. Allora, intanto grazie dell'invito e grazie a Chiesi, perché Chiesi un po' di tempo fa chiese alla Regione di poter fare qualcosa. Era successo a Vaia e si trattava di trasformare quella che è stata una vera e propria tragedia in un elemento di rinascita e di miglioramento ambientale anche dal punto di vista della fruibilità a 360 gradi. E la Regione aderì subito a questa richiesta, Chiesi mise il denaro, ma non facendo questo mestiere chiese alla Regione di dare un supporto operativo su questo fronte. E chi meglio delle nostre maestranze di Veneto Agricoltura dei Servizi Forestali era in grado di realizzare quanto prevedeva il progetto di Chiesi? Io infatti devo veramente ringraziare le maestranze dei servizi forestali e di Veneto Agricoltura per l'attività che svolgono non solo in questo caso, che hanno fatto un lavoro eccezionale, ha ben detto il dottor Sommavilla. Serve una sensibilità che vada oltre quello che è
la realizzazione di un progetto scritto sulla carta per realizzare interventi di questo tipo. Sono interventi che hanno previsto il recupero di un sentiero storico, vecchio, che era stato devastato dalla tempesta Vaia, ma non si trattava solo di ripristinare il sentiero. Con l'occasione sono state messe in sicurezza anche gli alvei dei corsi d'acqua limitrofi e si è previsto di piantumare 10.000 piantine di larice e di cirmolo. Quindi un intervento ambientale particolarmente importante, anche non solo per il ripristino del sentiero, ma anche per la manutenzione di quell'area. E ricordo che i nostri servizi forestali e le maestranze di Veneto Agricoltura ogni anno sviluppano sul territorio circa 20 milioni di euro di opere di mitigazione del rischio idrogeologico, il che vuol dire che da 8 anni, da quando ci sono io, sono 160 milioni di opere di manutenzione del territorio. Magari passano inosservate, ma sono assolutamente importanti e fondamentali, e lo fanno con una professionalità che ci viene riconosciuta anche da fuori Veneto. Per cui io credo che questo sentiero, che quest'opera realizzata possa anche dare un'idea a chi poi dopo lo frequenterà, non solo del bello che c'è nelle Dolomiti, le montagne più belle del mondo, come ha sancito l'UNESCO, ma anche dell'attività che viene sviluppata costantemente di manutenzione del territorio da chi lì ci vive e che è fondamentale per evitare che poi i problemi capitino a valle. A volte magari questo ce lo dimentichiamo, e invece questa è proprio stata l'occasione per non solo ripristinare un sentiero storico e metterlo a disposizione di tutti, e qua è proprio il caso di dirlo, di tutti, ma anche quello di manutenzionare il territorio migliorandolo. Quindi da un evento negativo come è stata Vaia si è riusciti sicuramente a realizzare una progettualità che ha consentito non solo il ripristino ma anche il miglioramento ambientale di tutta l'area. Grazie Giampaolo. Allora, a questo punto l'amministratore delegato di Chiesi, che invito qua, che ci illustra, diciamo, quello che hanno fatto. La cosa, dottor Innocenti, nasce tra me e Stefano, il vostro collaboratore, prendendoci un caffè, insomma, cosa possiamo fare, no? Allora, io sono, diciamo, provincia di Venezia, no? Siccome avevamo avuto il problema di tempesta Vaia, abbiamo subito, come dire, captato l'opportunità di andare in quel territorio, e lui spiegando appunto quello che fate come missione, come attività, come lavoro, quindi è venuta fuori quest'opera. Quindi a lei la parola e andiamo. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto un grazie per l'ospitalità in questa prestigiosa sede e un grazie al Presidente Zaia, a tutti coloro che mi hanno preceduto prima di me qui sul palco, e al Sindaco Grones, che sicuramente ha dato anche lui un grande apporto e sostegno. Parlare per ultimo è sempre difficile, perché ovviamente le cose sono state per buona parte anticipate, quindi sarò estremamente sintetico. Mi preme però ricordare il nostro DNA come azienda. È stato detto, siamo una società benefit, questo vuol dire che nel nostro statuto vengono introdotti obiettivi che riguardano la comunità e l'ambiente, quindi obiettivi di sostenibilità, e siamo un'azienda certificata B Corp. E nel sentiero del respiro, e questo un grazie di nuovo alla Regione, io ritrovo tutti i valori per cui noi tutti i giorni lavoriamo, ovvero ci mettiamo a disposizione della comunità, ci mettiamo a disposizione dei pazienti, ma lavoriamo soprattutto sul tema della prevenzione. Sappiamo molto bene come la qualità dell'aria possa incidere in maniera negativa sulla salute, in particolare ovviamente sulla salute respiratoria, e il sentiero del respiro deve rappresentare un simbolo di prevenzione, un simbolo dove c'è l'aria pulita si vive meglio, dove c'è una migliore qualità di vita.
Rappresenta, è stato detto, un messaggio fortemente inclusivo. I primi 400 metri sono accessibili a famiglie con bambini piccoli che sono in carrozzina, a diversamente abili, ipovedenti, quindi un messaggio molto forte anche dal punto di vista dell'inclusività. E soprattutto vuol diventare un posto, un simbolo. Non devo dire io descrivere la bellezza delle vostre Dolomiti, ma quello che vorremmo aggiungere è che deve diventare un punto dove tutto questo è raccolto dal punto di vista dei valori. Non a caso deve diventare un punto dove si possa mettere insieme la bellezza delle Dolomiti, lo sport, la prevenzione, i messaggi sulla sostenibilità. Un esempio pratico: recentemente abbiamo organizzato con la filiale belga un evento, si chiama Climbing for Life, un evento sportivo. Ci sono una corsa su bici, 2000 partecipanti, ha seguito poi le loro famiglie, i loro sostenitori, i loro amici. Parte dell'iscrizione sono state devolute poi all'associazione pazienti, ed è un messaggio importante di sensibilizzazione per quanto riguarda le malattie respiratorie tutte. Quindi è un messaggio, il Sentiero del Respiro, che deve racchiudere questo: sostenibilità, attenzione al territorio, prevenzione, inclusione, in perfetta coerenza con il nostro modo di fare impresa, che si basa sul valore condiviso, in cui, come è stato detto, si deve creare valore sicuramente per gli shareholder, ma si deve creare valore per la comunità e i pazienti. Grazie. Bene, grazie a lei. Qua concludiamo. Sì, Alda, una domanda. E qual è la giornata invece oggi, cioè se oggi è stato finito? Corretto. Seconda domanda, a quanto ammonta l'investimento? L'investimento è una donazione da parte di Chiesi di 100.000 euro. Per quanto riguarda invece le date, è corretta, diciamo, la sua interpretazione, nel senso c'è stata l'inaugurazione dei lavori e oggi celebriamo la chiusura dei lavori. Prego, non so se ci sono altre domande. Quindi di fatto è utilizzabile da oggi? Sì. Nella sua interezza? Nella sua interezza, sì. Arturo Lorenzoni, consigliere regionale, grazie dell'iniziativa. È molto bello che sia accessibile. Ho alcuni amici che non deambulano e trovare dei percorsi fattibili con loro è veramente difficile. Ho visto che adesso il 10% del percorso che è accessibile di fatto a chi è in carrozzina. Prevedete di allungare la percorribilità alle persone in carrozzina, oppure sarà solo questo primo 400 metri accessibili? Sono solo questi 400 metri. Molto estremamente belli, perché comunque accompagnano in dei posti meravigliosi, e quindi tutti possono veramente vedere le bellezze del posto. Ovvio che per rendere accessibile un percorso del genere a diversamente abili e gli ipovedenti è una problematica, anche visto le salite che uno dovrebbe affrontare. Bene. Grazie. Ecco, quindi la cosa in chiusura che mi sento di dire, innanzitutto un regalo, un piccolo presente all'amministratore. Sono emozionato, grazie. No, ma insomma, la presenza del Ferrofini non è una cosa proprio, diciamo, data per scontata. Generalmente consegni i premi, riceverlo è una cosa particolarmente gradita e emozionante. Grazie. Infatti quello che volevo sottolineare era che Chiesi Farmaceutica è da Parma, Certo. giusto? Siete venuti in Veneto e quindi a nome dei colleghi della Regione e appunto della Regione, aver fatto questo investimento in Veneto ha dato lustro a voi, ma ci dà lustro anche a noi. Quindi grazie di cuore.